Questore, niente. No, allora, chiaramente Va la bene, linea... e questo siamo riusciti a fare. No, no, mi ma sembra, insomma, che... Allora, è molto chiaro che la richiesta di messa in stato d'accusa nei confronti del Presidente della Repubblica... Siamo ancora in onda. Sì. Sentiamo allora Grillo che sta adesso... L'ha invitato, è venuto. Fantastico. Sentite, adesso c'è un altro personaggio, non vive in Italia, vive in Belgio, vive in Lussemburgo, vive nel mondo, è il fondatore del Comitato Mondiale dell'Acqua. Quindi è un uomo di grande prestigio, ce lo invidiano tutti e qui gli abbiamo rimborsato le spese. No, è un caro amico, è un professore che parla di acqua. Ecco, un'altra piccola panna tecnica, ma ecco, ci siamo di nuovo. Guardate che l'acqua sta diventando pubblica in tutto il mondo. Andiamo Monaco di nuovo sulle è diventata pubblica, Parigi è diventata pubblica. Hanno dovuto aspettare che i contratti scadessero. Ma non era... Il Movimento 5 Stelle ha dei problemi, andiamo con la nostra telecamera a ascoltare almeno un brano del professor Petrella. Siamo in onda, sei sempre in onda, Antoine, sei sempre in onda, lascialo sapere. Andiamo con la linea ufficiale. È uno scandalo, è unico nel mondo. Seriamente, pensateci, è uno scandalo. E poi si parla di democrazia, ma come si fa a parlare di democrazia se 27 milioni di cittadini che hanno votato regolarmente decidono le cose e poi non si fa nulla, non si fa nulla, è come se non fossero stati. Come si può vivere, come si può dire che noi ci sentiamo cittadini di una repubblica democratica? L'acqua rivela in fondo questo fossato enorme che si è creato negli ultimi decenni tra le classi dirigenti, che in fondo sono dei gruppi dominanti, e noi cittadini. E questo fossato è il più grande furto che le nostre società abbiano potuto realizzare negli ultimi anni. Non è che ci hanno rubato solo la democrazia, ma ci hanno rubato, ed è banale dire queste cose, però ci hanno rubato la vita, perché quando si privatizza, si mercifica, si dà alle società che operano su piani mondiali in borsa, si dà l'acqua, si dà la vita a questa gente. E non si può accettare che la nostra vita sia decisa unicamente dagli interessi immediati finanziari di rendimento di certi gruppi puramente mondiali. Lo sapete qual è il lungo termine nella finanza? Normalmente diciamo il lungo termine, per esempio, è 25 anni, una generazione. Secondo voi il lungo termine nei mercati finanziari cos'è? Ma ve lo garantisco, è una settimana. Una settimana. Al di là di una settimana non vedono niente. Oltre, ma non lo vedono l'oltre, perché non ce l'hanno l'oltre. Ecco allora che parlare dell'acqua oggi mi spinge un pochino a allargare il tema sul quale Beppe mi ha domandato di intervenire, al tema del furto della vita in generale. Sono due grandi sconquassi attuali nel mondo. Il primo è lo sconquasso del pianeta. Stiamo distruggendo il pianeta, lo sapete. È inutile che ora vi sciorini tanti dati, lo sapete, stiamo distruggendo il pianeta. A settembre di quest'anno avevamo già consumato la biocapacità rinnovabile annuale del pianeta, cioè dire sono 4 mesi che stiamo consumando il pianeta, la vita del capitale del pianeta. È terribile. È come se voi non aveste più denaro Allora, 20° giorno. senza nulla togliere a questo intervento, volevo sentire il nostro Paolo Celata, che ho visto Celata essere in compagnia sia di un collega dell'Unità, sia ho visto l'ex capogruppo al Senato Nicola Morra passare, quindi ha possibilità di due pareri ovviamente diversi. L'inviato dell'Unità, che è un giornalista comunque, non è un politico ovviamente,
e l'ex capogruppo del 5 Stelle al Senato Nicola Morra. A te Celata. Sì, comincerei con Andrea Carugati perché insomma Grillo lo sappiamo, ma nel mirino mette molto spesso l'informazione, ha citato i siti di Repubblica e del Corriere, se non sbaglio, dicendo che non parlano di questa grande manifestazione, dicendo vanno chiusi Repubblica e del giornale, ecco, di Repubblica e del giornale. Ancora l'informazione nel mirino, la valutazione tua sull'intervento di Grillo qui in piazza? No, sì, sui giornali è stato certamente bipartisan, vuole chiudere sia Repubblica che il giornale, quindi in questo è trasversale. No, devo dire questo aspetto del suo, diciamo così, astio verso la stampa e le televisioni che comunque lo seguono puntualmente, a me pare uno degli aspetti più negativi di questa manifestazione, perché comunque non si può farlo passare un pochino in secondo piano l'idea che lui voglia chiudere dei siti o dei quotidiani così semplicemente perché in apertura non c'è il titolo su questa manifestazione, che peraltro ha una notevole importanza. Noi siamo tutti qui a raccontarla e lo facciamo consapevoli che è una prova di forza molto forte per Grillo. Cioè, dopo 10 mesi di Parlamento, chi si illudeva che, diciamo, si fossero risolti nell'inconcludenza, negli scontrini, nelle loro beghe interne, deve prendere atto che il movimento è vivo e non sono solo i sondaggi a dimostrarlo, che peraltro non erano mai calati sensibilmente, ma questa prova di piazza in una giornata così gelida dimostra che il movimento è ancora molto forte, e sul tema dell'anti-europeismo si prepara una campagna per le europee molto muscolare che secondo me dovrà fare riflettere tutti, a partire da Renzi, e non è un caso secondo me che Renzi sia stato uno dei grandi bersagli della manifestazione di oggi dei 5 Stelle, perché prima che Grillo parlasse c'erano cori, c'erano interventi, c'erano addirittura i maxi schermi che lo ironizzavano su Renzi, sul suo tweet, sul suo Matteo risponde. Cioè Renzi è considerato un nemico vero dal movimento, più di Napolitano e di quello che è stato detto oggi dal palco. Ci viene da sorridere non per Renzi né per Emma, ma è stato fatto vedere un montaggio in cui c'era il direttore Mentana che diceva sulla velocità. Direttore, sì, ma il fatto che l'unico politico a essere così preso in giro sia Renzi non è una cosa casuale. Loro hanno paura che Renzi, con la sua in qualche modo freschezza e con le sue anche temi forti contro la casta, il taglio del finanziamento pubblico ai partiti, possa avere la capacità di recuperare quei 2-3 milioni di voti che il PD ha perso a loro favore in febbraio. Questo è un tema che secondo me sarà molto importante nelle prossime settimane. E lo chiediamo subito a Nicola Morra, allora, ringraziando Andrea Carugati. Direttore, se tu non hai qualche domanda per no, benissimo così, benissimo così. E poi la società che ci fa impoverire. Sentiamo grazie ancora al collega e sentiamolo, il senatore Nicola Morra. Eccoci qua, giusto il tempo di metterci in postazione. La domanda gliela giro, iniziamo da questa, insomma, la considerazione che ha fatto Carugati dell'unità. Non l'ho sentita. La giro io. Buonasera, queste, diciamo, nel mirino, a parte Napolitano e l'euro, sottolineava Carugati, ci sta Renzi, perché dice può essere competitivo con voi verso il voto europeo, avere i temi giusti per sottrarvi voti. No, ma guardi, io dico che il problema non è intendere Renzi come un competitor, noi siamo oltre. Renzi è uno che sta cercando di proporre il PD in altra salsa, è un PD che ha deluso milioni e milioni di italiani, e noi siamo dell'avviso che gli italiani debbano liberarsi dei partiti per riappropriarsi di un loro diritto di orientare lo Stato verso la soddisfazione dei bisogni fondamentali per cui lo Stato stesso è stato voluto dai cittadini. Adesso sarà Renzi, sarà Civati, sarà Cooperlo, per noi è secondario. Adesso si tratta semplicemente di far capire a tutti quanti noi che per combattere questi poteri forti innanzitutto ci deve essere conoscenza, e per questo motivo noi non diamo
soluzioni ai problemi. Noi non chiediamo, per esempio, di uscire dall'euro, ma noi chiediamo innanzitutto di promuovere un referendum sull'euro che ci permetta di capire ancora meglio se l'euro sia per noi un vantaggio, se l'euro sia per noi una moneta da accogliere con fiducia oppure no. Se c'è conoscenza c'è criticità e c'è libertà di giudizio, se invece c'è disinformazione i problemi rimangono tutti irrisolti, e noi con questa manifestazione stiamo cercando di allargare il tiro, perché non soltanto stiamo protestando ma stiamo soprattutto proponendo. Adesso sul palco c'è qualcuno che si è speso da più anni per far capire quanto sia fondamentale evitare che l'acqua, che è un bene primario, venga ad essere oggetto di privatizzazioni. Ma sul palco ci sono stati dei rappresentanti di movimenti, penso a Occupy Wall Street per esempio, che hanno indicato una strada da percorrere: riportare la finanza entro ambiti molto più controllati dalla politica, assoggettare i cosiddetti poteri forti al controllo da parte dei popoli, insomma restituire all'essere umano nella sua pienezza la sua dignità. E Beppe ha richiamato per esempio un tema, che è il tema della felicità, che noi molto spesso ci dimentichiamo. È giusto che gli Stati, è giusto che la politica si prendano a cuore il problema di consentire ai singoli cittadini di poter provare da sé a cercare la felicità. Si vive per la felicità e non si vive per il lavoro, per il telefono cellulare e per i consumi. Si vive per dar sempre più senso e valore alla nostra esistenza. Questo, grazie al movimento, lo stanno capendo sempre più persone. Senta, ci domandavamo, uno, tecnicamente come si fa questo referendum sull'euro? Due, Grillo ha detto io personalmente sono contro, ma quello è il mio parere. Ecco, la sua opinione personale sull'euro. Allora, e poi tecnicamente come si fa? La mia opinione personale anche in questo caso corrisponde a quella di Beppe. Io inizialmente avevo accolto l'euro come una grande novità, una novità che doveva essere gestita ben diversamente, soprattutto durante i primi anni di introduzione dell'euro, perché di fatto ha portato dei tassi di interesse sul nostro debito pubblico molto più bassi e di conseguenza il bilancio dello Stato italiano ha potuto risparmiare tanti e tanti soldini. Quei soldini, piuttosto che essere usati con intelligenza, sono stati come al solito sprecati partitocraticamente. Adesso ci troviamo con una moneta che sta sempre più trasferendo ricchezza nel centro e nel nord Europa, e i paesi dell'Europa mediterranea, a mio avviso, dovrebbero far lega, come si diceva un tempo, insomma ragionare, perché di fatto questa situazione privilegia un nord finanziario e penalizza un sud che un tempo era anche manifatturiero, ma adesso non ha più la forza di resistere sul mercato, perché causa ipervalutazione della moneta noi perdiamo competitività ogni giorno di più e i nostri imprenditori delocalizzano e vanno ad investire anche all'interno dell'Unione in paesi che però hanno dei costi di produzione molto più bassi. Noi pensiamo che tutto ciò debba essere ripensato, le modalità di svolgimento del referendum potranno e dovranno essere decise insieme. Noi chiediamo innanzitutto che, come al solito, in occasione di una campagna referendaria quantomeno si faccia informazione, perché in altri paesi europei si è votato facendo scegliere ai cittadini l'euro lo volete oppure no. In Italia no. E questo è gravissimo, è un altro degli episodi in cui la democrazia è stata calpestata. C'è Grillo che sta riparlando dal palco. Una modica città, con una modica intelligenza, siamo una città di vecchi, di anziani, stiamo invecchiando, siamo credo la città più vecchia d'Europa. E allora bisogna cominciare ad attrezzarci anche per i nostri figli e i nostri nipoti. Adesso voglio presentarvi velocemente un signore che ha creato con me il Movimento 5 Stelle.